Cari telespettatori, eccoci qua insieme, vi presento l'altro nostro ospite, ben ritrovato avvocato Salvatore Fratallone, penalista, cassazionista. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi per l'ospitalità. Allora, con lei chiacchiereremo, perché non entreremo proprio nel modo stretto del diritto, perché poi risulta difficile da comprendere, dei reati che sono aumentati dall'indagine recente dell'Eurispes tra il percepito come sicurezza ma anche come reati percepiti che vengono fatti e i reati realmente commessi, e il percepito di sicurezza relativo all'iter processuale, all'effettiva poi applicazione della pena, cioè le persone cosa sentono, come la giustizia procede, l'attività vostra di avvocati quanto è difficoltosa o meno a seconda delle norme che possono cambiare molto rapidamente nel tempo nell'ambito proprio penale. E poi naturalmente cercheremo di far chiarezza su alcune fattispecie criminose che riguardano per lo più le donne, e quindi tanti reati a sfondo sessuale che sono stati commessi, c'è anche un incremento abbastanza importante, preoccupante, però tante vittime non sempre denunciano questi fatti perché hanno paura, per paura di ripercussioni, vengono minacciate, poi si scopre, e altre invece hanno paura anche dell'iter che potrebbe poi seguire. C'è un'incognita, quindi c'è tanta non conoscenza, e anche chi consiglia o meno non sa che cosa consiglia di andare a fare, perché sappiamo che non tutto è così semplice. È vero o non è vero? È assolutamente vero, anche perché quando si decide di fare una denuncia o oggi possiamo dire nella quasi totalità dei casi di sporgere la querela, si chiede di procedere, e quindi l'avvio delle indagini relativamente a una certa fattispecie di reato, anche se la persona non è nota ma magari ignota e viene solo identificata nel prosieguo. E poi i pubblici ministeri e la polizia giudiziaria identificano il responsabile e decidono se ci sono gli estremi perché si vada a processo. Qualora si riesca ad andare a processo, quindi ci sia una chiusura del procedimento e un rinvio a giudizio, è fondamentale che la persona abbia sporto la querela nei termini, che lo ricordiamo genericamente sono 3 mesi dal fatto o dalla notizia del fatto, con certezza. In qualche caso, come la violenza sessuale ma anche lo stalking, i termini sono quelli di 6 mesi. Che non è tantissimo, perché non è ecco, tantissimo. È bene ricordare questo. Assolutamente. Tra lo shock, il trauma, perché poi abbiamo parlato anche con i centri, per esempio, contro la violenza, la persona resta, e voi lo sapete, come anche lei come avvocato benissimo, i 3 mesi sono nulla, per cui anche il decidere non è così tanto, vero? Anche perché spesso qualcuno intende raccogliere un po' di elementi magari di documentazione medica a supporto delle proprie tesi, oppure se c'è un avvocato difensore della persona offesa si può decidere di svolgere delle investigazioni difensive per conto della vittima del reato, da poter utilizzare nell'ambito del procedimento, quindi della denuncia, ma anche se un domani dovesse venire fatta una richiesta di archiviazione dal pubblico ministero, da poter presentare, documentandolo, una opposizione, non fondata solo sulle parole, no, mi oppongo, no, spiegando, mi oppongo perché c'è un testimone che è stato sentito dal mio difensore appena è successo il fatto, di cui la polizia giudiziaria non sa niente perché non ha raccolto i nomi o è intervenuta successivamente rispetto all'evento, e io deposito questo materiale, solitamente un DVD, una pennetta, tanto per parlare in termini concreti, si porta questo materiale digitale, lo si trascrive, noi avvocati abbiamo l'obbligo di registrare tutto, ma soprattutto commetteremmo un falso praticamente in atto pubblico se scrivessimo una cosa non corretta rispetto alle dichiarazioni che ci vengono rilasciate. Di solito si produce un estratto, le frasi più importanti, e poi tutto il testo viene allegato. Poi si rimette questa cosa alla valutazione del giudice. È vero che la Cassazione, anche di recente, ha detto sì, è vero, c'è il principio di parità delle armi del codice, questo del 1988-89, lo chiamiamo nuovo nuovo codice di procedura penale, anche se non è più nuovo, e comunque poi ci sono state fatte tante riforme, e quindi il difensore ha il diritto di difendersi provando, non solo di difendere il proprio assistito. Però il pubblico ministero e le prove che raccoglie lui valgono di più.
E questa è una cosa che lascia abbastanza basiti, perché se la regola è quella di avere parità delle armi, certo, casomai si effettua un vaglio critico molto più serrato delle prove che vengono raccolte dal difensore, ma dire che valgono di meno di quelle raccolte dal pubblico ministero non ci siamo proprio nell'ambito di un processo accusatorio qual è il nostro. Ecco, l'altra, quindi questo è uno step, è una questione molto tecnica che voi potete anche... Però, esatto, però... La regola come difensore è svolgere una difesa attiva, e io francamente faccio così, cioè raccolgo le prove a favore del mio cliente, sia che io difenda l'imputato o l'indagato, la persona sottoposta a indagini, sia che io difenda la vittima del reato. Certo. La regola è raccogliere le prove che ha ragione lui, perché un domani non si sa le pieghe che prende il processo, e purtroppo nell'ambito di queste pieghe, che sono un po' come le montagne russe, è meglio aver raccolto del materiale e se serve, infatti noi avvocati penalisti diciamo, decido se spenderlo nel processo, una decisione che è rimessa a una fase successiva, potrei anche non spenderlo mai, mentre il carabiniere, polizia, guardia di finanza, se fanno i verbali e sentono qualcuno, quel verbale entra nel fascicolo del pubblico ministero con certezza. Invece se io difensore raccolgo degli elementi di prova, potrei decidere di non usarli mai. Però se per esempio quello che sembrava un reato, diciamo di secondo piano, lesioni o percosse, diventa tentato omicidio o addirittura omicidio, io ho delle prove per dire no, un attimo, rispondo del reato minore, però sono in grado di provare che l'altra cosa non l'ho commessa, quella più grave. Quindi ho raccolto il materiale che mi potrà servire. Certo. Ecco. Avvocato, quando la vittima, e qui purtroppo una persona diventa vittima, certo non per lo più per sua volontà, quando meno se l'aspetta, che cosa deve prefigurarsi come iter giudiziario? Anche la stessa cercare un avvocato oppure l'avvocato d'ufficio, le spese, perché ho parlato con più persone e anche persone giovani che possono rischiare o hanno rischiato di incappare in situazioni veramente pesanti, incresciose, ai limiti veramente del reato, però hanno detto non so se me la sarei sentita qualora fosse successo di denunciare, perché poi l'avvocato chi lo paga? Io sono una studentessa, la mia famiglia non può permetterselo, e poi da chi vai? Cioè penso che crolli un mondo davanti e si prefiguri un orizzonte di un altro tipo. Cosa prevede la nostra normativa di tutela di queste vittime? Proprio dico vittime in tutti i sensi, fatto e del fatto. No, è vero, diciamo che a livello europeo, e l'Italia ha seguito questo trend, ci si è preoccupati di tutelare le vittime anche nella fase del processo, per evitare la cosiddetta doppia vittimizzazione, la prima quando viene commesso un reato contro determinate persone offese, la seconda volta quando deve affrontare il processo e gli si dà qualche colpa, anche solo la si valuta, la si giudica. Ad esempio nel caso di una donna che subisca violenza, ad esempio, è inevitabile che poi si formino gli schieramenti, l'uno a favore e l'altro contro, ma se non fosse uscita da sola di sera questa cosa non sarebbe successa, e così via, quasi a giustificare involontariamente dei comportamenti che poi sono diventati viceversa illeciti da parte del responsabile. L'orientamento che è sorto a livello europeo, e adesso è legge dello Stato, è quello di aiutare la difesa anche dal punto di vista penale delle vittime, qualunque sia il reddito, se si tratta di reati che attengono alla sfera sessuale. Quindi c'è una normativa di assistenza, di protezione? Sì, c'è. E qualunque sia il limite di reddito si può chiedere, e lo chiedo qualche volta come difensore, la cosiddetta gratuito patrocinio, in realtà è patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito, sarebbe il completamento della frase, ma si scrive. Ma questo lo deve chiedere all'avvocato, che si rende conto che l'avvocato compila un'istanza insieme con la persona offesa, e deve essere fatto dal primo momento utile, quando si fa la denuncia o subito dopo, perché questa cosa copre solo le attività successivamente svolte. Ecco, bravissimo. Per cui sta anche nell'onestà dell'avvocato, se non lo sa, perché non può saperlo una ragazza. Se abbiamo avuto dei casi di persone anche abbastanza giovani che sono Noi abbiamo un obbligo di avvisare il cliente, anche se fosse disposto a dire ti pago tanto o poco, di dire guarda, sappi che visto questa tipologia di reato, queste fattispecie ben precise, la legge... hai il diritto
di avvalerti del patrocinio a spese dello Stato, perché lo Stato te lo garantisce in base alla legge europea, e siccome l'Europa non ha sempre fatto cose positive, ma quella volta che ha fatto delle cose buone dobbiamo dirlo e sottolinearlo, quindi avvantaggiamoci di questi strumenti, anche perché i soldi sono stanziati appositamente per questi capitoli di bilancio. Quindi l'avvocato viene retribuito però per altre vie, quindi tardi questo è importante. e poco, ma questa è un'altra cosa, dal punto di vista personale nostro come difensore, però il lavoro viene fatto, certo, e i giudici liquidano ciò che ritengono opportuno di quello che noi chiediamo. Quindi noi abbiamo un po' il divieto di chiedere soldi in più ai clienti rispetto a quelli che ci viene liquidato dal giudice. Chiaro, questo va benissimo. No, perché uno potrebbe anche dire ma te li pago in nero, ti pago la differenza. Non si può fare, diciamolo. Altra cosa, gli avvocati specializzati in quest'ambito specifico penale, ci vuole appunto una sensibilità, uno studio, con lei ne abbiamo parlato più e più volte, ormai da tanti anni, per cui lei ha anche acquisito una certa dimestichezza, devono avere, non c'è un albo ad hoc, e quindi tante volte mi viene chiesto, ma se dovesse succedere, come si fa a trovare l'avvocato giusto che non segua magari un altro tipo di reati, perché poi non si può essere tuttologi ovviamente, o non è così? No, è così, non si può essere tuttologi, anche perché le leggi cambiano talmente rapidamente che non si riesce a seguire il cambio, sembra una girandola di una giostra del Luna Park dove finché si viaggia si cerca di prendere la coda quando capita, ma la giostra gira veloce, e qui è un po' la stessa cosa. Scelgo un avvocato che possibilmente si occupi del settore, che abbia l'attività prevalente dedicata al settore che mi interessa, quindi se è un problema di licenza edilizia è diverso dalla licenza commerciale, quindi avrò bisogno di un amministrativista, ma magari un esperto in contratti pubblici, certo, piuttosto che in gare. È inutile che io vada ad affidarmi a un avvocato che fa tutto, o meglio, non è inutile, può anche essere utile perché magari ho un rapporto personale, lo conosco, mi fido, certo, aveva seguito i miei genitori anni fa, certo. È il classico avvocato di famiglia, ma insomma in questi casi. E spesso si verifica questo fenomeno, però non è detto che sia la persona che è in grado di dare un intervento puntuale, perché se fossi un medico so esattamente di che tipo di bisturi mi serve per un'incisione specifica in un'operazione chirurgica, non vado col martello e lo scalpello, cioè ho bisogno di strumenti specifici, devo essere specializzato. Ricordiamolo, fino a qualche anno fa in Italia era vietato per noi avvocati dire sono penalista, sono civilista, potevo solo dire sono avvocato. Da qualche anno invece ci hanno consentito di dire di quale settore prevalente ci occupiamo, anzi adesso è stata creata una normativa per le cosiddette specializzazioni. Quindi, questo è importante anche saperlo, è stiamo facendo saperlo, anche cioè, informazione e cultura. Certo, avvantaggiamoci del Quindi fatto... non è farsi pubblicità, è semplicemente è una pubblicità informativa, esatto, perché lo scopo è quello di informare il potenziale, il cliente, sappi che se ti rivolgi a me avrai questo tipo di professionista che conosce la materia. Quindi faccio un esempio, se mi arriva la guida al diritto, so già quale, dico una rivista in mezzo alle tante che ci possono essere, piuttosto che Italia Oggi o altre, so già quale sentenza andrò a vedere, magari un po' di meno quella sulle successioni, faccio un esempio, o sul condominio o sulle locazioni, vado a vedere piuttosto sentenze penali, sullo stalking, se vogliamo dire un caso, piuttosto che altre cose, perché cerco di farne tanto e quindi mi occupo di quello, sono più preparato sull'argomento, il che non vuol dire né che vincerò io e il mio assistito, né che ho ragione per forza rispetto alle tesi che sosterrò in un palazzo di giustizia, ma ho più probabilità di arrivare, se fossi un Robin Hood, di tirare la mia, prendo la faretra e di centrare sul bersaglio. Ho più probabilità di farlo. Ecco, sempre per i non addetti ai lavori, quanto durano questi procedimenti penali in questi ambiti? Troppo e spessissimo si chiudono con un nulla di fatto che lasciano l'amaro in bocca soprattutto a chi ha affrontato il procedimento convinto di poter cavare un ragno dal buco, si direbbe. Io proprio questa mattina parlavo con un mio assistito a cui dicevo, se vuole facciamo un'altra memoria, perché non è la prima, per chiedere al pubblico ministero che la interroghi
e cerchiamo di, come dire, di buttare dei carboni nella caldaia per vedere se di riattivare sto fuoco, perché mi sembra che si sta spegnendo. Lui mi dice: avvocato, ma fra un po' si prescrive? E certo, ma viene il pensiero che siccome in tribunale ne hanno talmente tanti di processi, hanno tanto da fare, non si riesca a uscire. Quindi quando si riesce ad avere il contatto con un magistrato, ma non solo il contatto, passare in corridoio e bussare sulla porta, non è quello il contatto, ma avere una scusa, diciamo, processuale, per dire: ti deposito una memoria breve, perché è inutile scrivere tanto, anche loro si stufano di leggere e hanno ragione, bisogna scrivere poco in modo conciso ed efficace. Dopodiché, se ho qualcosa da dire, lo dico, lo chiedo che sia sentita la mia persona, che assisto piuttosto che un testimone, una persona informata sui fatti, che vengano svolte delle indagini, oppure fornisco questo materiale io in Procura della Repubblica. Cioè per tenerlo attivo, perché io ho interesse che il processo prenda come un ruscello che deve prendere il corso giusto, e che non si disperda in mille rivoli. Io fondamentalmente ho quell'interesse. Ecco, però ci sono tanti casi in cui le persone per anni non hanno più notizia di cosa è successo a quel processo, che magari li ha feriti grandemente, per i quali ancora ne servano le cicatrici, a volte cicatrici vere e proprie, parliamo poi di violenze domestiche o quant'altro. In questi casi cosa può fare la persona? Allora, sicuramente le persone direttamente, se vanno nella cancelleria del Palazzo di Giustizia, quindi del Tribunale, se di Tribunale si tratta, ma se fosse una cosa del giudice di pace vale la stessa regola, piuttosto che in Corte d'Appello, in quanto parti possono andare a chiedere, documentando la propria posizione, dicendo: io sono la persona che ho fatto la denuncia in data X, questa è la copia, chiedo di sapere qualcosa. Quindi in cancelleria magari risalgono a che fine ha fatto quel procedimento. Certo che se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, che per qualche motivo è rimasto lì, la Procura della Repubblica non dà le informazioni a chiunque. Quindi se c'è un difensore, ci si rivolge al difensore, gli si scrive una mail, una lettera, e gli si dice: avvocato, non ho più notizie di quel procedimento. La cosa che va detta è che qualche volta vengono fissate le udienze, anche dalla stessa Cassazione, e io mi rendo conto che al numero di telefono che avevo o di email non mi risponde più nessuno, perché il cliente che avevo anni fa ha cambiato telefono, ha cambiato indirizzo, si è preoccupato di tutto meno che di informare l'avvocato. Ma se io devo parlargli, dove lo cerco? E questo non è una cosa da poco. Quindi, cari telespettatori, diciamoglielo: se cambiate casa, cambiate telefono, utenza telefonica, cambiate l'account email perché quello di prima si è impiantato, era eccessivamente lenta, avvisate il vostro difensore, perché a distanza di anni noi abbiamo la necessità di parlarvi in tempi brevi, spesso si parla di qualche giorno, e quindi dobbiamo potervi contattare. Questo direi va detto, è molto importante, va detto a tutti. Teniamo il contatto attivo. Esatto, quindi curare anche i rapporti, le relazioni, che sono altrettante cose importanti. Torniamo su questi aspetti, rifacendoci un po' sempre a quelli che sono dati riscontrati da queste indagini. Ne parliamo dopo la pubblicità, tra poco.